Sì, ho avuto, mamma mia, ho avuto una giornata che non ti so dire. Dove sono i credenti di sta chiesa? Sono tutti lì sopra con la bambina. Viva! Buonasera al popolo in casa. Se qualcuno vuole affaccendarsi come babysitter, sappiate che ci sono tanti bambini e bambine bisognose qua in chiesa. Aperte le posizioni, puro volontariato. Se vi va bene ricevete anche dei bonus a scuola, non lo so, crediti extracurricolari, qualcosa del genere. L'agnello e il leone, leone di Giuda. Questa è del matrimonio di Lucas? Sì, anche noi dovevamo trovare una canzone che si chiama L'agnello e il leone, un'altra che è il leone e l'agnello, un'altra che è l'agnello e un'altra che è il leone. Oh, basta, no? Con tanti animali che ci sono nella Bibbia, sempre quei due, basta a un certo punto, no? Facciamo una cosa, facciamo una canzone incentrata tutta sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci e la chiamiamo Pesciolini. Che ne dici? Finalmente un animale diverso. Il pesce e il pane. Il pesce e il pane. Il sen. No, è McFish, là, come si chiama il panino con... Il filetto fish. Lo facciamo uscire con tanto di sponsorizzazione all'inizio da parte di Findus. Un breve ringraziamento al nostro sponsor, i bastoncini Findus. Io spero di no. Perché io sto parlando qua, sto riempendo gli spazi vuoti, ma in verità... Dov'è la bambina? Sì, ma povera la mamma che deve gestire la live, deve gestire la bambina, deve gestire tutto. Buonasera a tutti che ci state vedendo da casa, buonasera a tutte le persone qua presenti, anche se ormai qui io sto salutando già da un bel po', sempre un piacere poterci riunire così in una calda sera di agosto per poter celebrare insieme il Signore, per poter stare insieme come Chiesa, davvero un grandissimo piacere. Quindi, senza ulteriore indugio, vi invito ad alzarvi in piedi, possiamo pregare per iniziare così il nostro culto, tenendo la serata dinamica, la serata fresca, la serata veloce. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di stare insieme, questa opportunità che abbiamo di lodarti, di celebrarti, e ti chiediamo, Padre, che tu possa accettare la nostra lode, che tu possa benedirci, che tu possa accompagnarci sia adesso, nel momento della nostra lode, poi nel momento della parola. Ti chiediamo, Padre, che tu possa sempre poter far sentire la tua voce, poter parlare, poterci fare ascoltare quello che tu ci vuoi dire. Tutto questo ti chiediamo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Che questa sera possa essere una sera dedicata al nostro Signore, che questa possa essere un momento dedicato a Lui, dedicato allo Spirito Santo, che in questo momento noi possiamo aprire la porta del nostro cuore, aprire la porta della nostra mente, che noi possiamo essere rinnovati grazie allo Spirito Santo, che la nostra mente possa essere rinnovata, che le nostre emozioni possano essere rinnovate. Cantiamo insieme al nostro Signore. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni
Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba Padre. Diciamo che sei un buon padre. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba Padre, Spirito grida grazie per l'adozione. Abba Padre. Cantiamo in altezza. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamo né altezza, Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba Padre. Cantiamo Chiesa in altezza. né altezza, né profondità, Potenza? né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Canta il Signore in altezza. Altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Spirito Santo canta Dentro i miei polmoni. Abba Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba Padre, Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione.
Quando noi diciamo né altezza né profondità né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarci dal tuo amore, noi stiamo probabilmente, loro stanno ridendo intanto, noi lodiamo il Signore con loro. Mi viene da pensare a tutte quelle volte che noi pensiamo di non essere abbastanza, e succede. Mi viene da pensare che molte volte ci tremano le mani, molte volte pensiamo ma io sto facendo questa cosa, sono venuta chiamata a fare questa cosa, non ne ho le competenze, non sono così tanto abile nel farlo, ma voglio dire che se il Signore è con te, se il Signore ti ha messo in quella posizione, se il Signore ti ha mandato a fare quel tipo di cosa, se il Signore ti ha fatto passare per determinate prove, è perché c'è un proposito e Lui non ti dà maggiori problemi, non ti dà cose che tu non possa superare, non ti dà cose che tu non possa affrontare, non ti dà giganti imbattibili, e che tutto possa essere per la sua gloria, tutto possa essere per far sì che noi cerchiamo di più di Lui, per far sì che noi non ci aggrappiamo alle nostre forze, ma soltanto alle forze sue. Amen? Amen? Uomo di dolore che abbraccia la sua croce, il sangue dell'agnello è il sangue di un leone, principe di pace, Dio sceso in terra, risorto sei, la morte è morta, la morte è morta. Hai mai sentito un agnello ruggire come un leone? La voce di un oceano, Gesù il Redentore. Hai mai visto re farsi servo, lavare il peccato dell'uomo? Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Cantiamo uomo. Uomo di dolore che abbraccia la sua croce, il sangue dell'agnello è il sangue di un leone, principe di pace, Dio sceso in terra, risorto sei, la morte è morta, la morte è morta. Hai mai sentito un agnello ruggire come un leone? La voce di un oceano, Gesù il Redentore. Hai mai visto re farsi servo, lavare il peccato dell'uomo? Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Un ruggito viene da una tomba vuota, il grido dell'agnello all'ultima parola. Un ruggito viene da una tomba vuota, il grido dell'agnello
farsi servo, lavare il peccato dell'uomo, un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Padre, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché tu sei in mezzo a noi, Padre. Ti prego che tu possa essere qui, che tu possa essere tangibile. Ti prego che tu possa essere qui in mezzo a noi, Padre, toccare i nostri cuori. Noi siamo venuti qua. Che le persone che siano qui, Padre, che le persone che stiano assistendo alla live, Padre, non siano venuti qui soltanto per vedere delle canzoni, vedere una predica, Padre, ma che siano qui perché vogliono sentire la tua parola, Padre, vogliono sentire te, che il muro possa abbattersi, Padre, che noi possiamo lodarti, noi possiamo parlare con te, avere una relazione con te, Padre, che non ci sia niente in mezzo. Ti ringraziamo per la giornata che tu ci hai dato, per la settimana che tu ci hai dato, Padre, vogliamo continuare a proclamarti, Padre, proclamare il tuo nome, Padre. Ti ringraziamo, tu sei santo, Padre. Tutto è stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. Cantiamo i tuoi figli. I tuoi figli sono arrivati qui e ora siamo più di 2 o 3. I cuori sono predisposti a bruciare per te. E tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza. Amen, amen. Cantiamo tutto. Tutto è stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. I tuoi figli sono arrivati qui e ora siamo più di 2 o 3. I cuori sono predisposti a bruciare per te. E tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza. Amen, amen. Tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza. Amen, amen. Oh, 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 oh.
nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù, tu sei santo, tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù, tu sei santo, tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Padre, ti ringraziamo per questa lode, Padre, ti ringraziamo perché tu sei qui, che possiamo continuare a sentire la tua parola, continuare a sentire la tua voce. Ti prego, Padre, che tu possa riempire i nostri cuori, riempire le nostre menti, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Ti prego che noi possiamo sentirti qui, Padre, ti prego che la tua parola possa venire chiara e dritta nelle nostre menti e nelle nostre orecchie, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera a tutti quelli che non ho potuto salutare prima, buonasera a tutte le persone che si sono collegate magari più tardi, tutte le persone che non sono potute venire, buonasera, sempre un piacere poter essere qua presenti per introdurre il nostro ultimo capitolo della nostra carissima lettera ai Galati. Sabato scorso abbiamo visto quello che è il frutto dello spirito, con 9 spicchi, perlomeno a me piace pensarlo come un mandarino, è sempre un'immagine che mi è stata a cuore, che sappiamo tutti a memoria il perfetto ordine, vero? Sì, frutto dello spirito che è frutto dello spirito che è Galati 5:22, amore, pace, bontà, non è l'ordine, ma va bene. Mansuetudine è una di quelle, fedeltà, ce ne mancano ancora altre 4. Autocontrollo, gioia, che credo che non l'abbiamo ancora detto. Mancano ancora 2? Qualcuno che vuole buttarsi? Qualcuno che ha qualche idea? Pazienza, che non credo l'avevamo già detto. Poi magari si guarda il video e si capisce subito al volo. L'ultimo, potete controllare nelle vostre Bibbie, cioè nel senso sia mai che io coso. Benevolenza, l'abbiamo già detto? Allora ho perso il conto su quale ci manca. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà. Bontà non l'abbiamo detto. L'abbiamo detto? Guarda che dopo controllo, Va bene, signori, dopo casomai un piccolo ripassino. Abbiamo visto questo concetto di vivere per lo Spirito e camminare per lo Spirito del versetto 25 del capitolo 5 di Galati, e adesso vediamo questo vivere per lo Spirito, camminare per lo Spirito, che vuol dire fare il bene, raccoglierne i frutti. Perciò leggiamo insieme Galati capitolo 6, versetti da 1 a 5. Galati capitolo 6, versetti da 1 a 5, in cui sta scritto: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi
che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri, adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Preghiamo che il Signore ci possa parlare stasera attraverso questo testo. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo ancora per tutto quello che fai per noi, per tutto quello che sei, ti ringraziamo per questa possibilità che abbiamo di riunirci insieme, che abbiamo di poter pregare insieme, leggere insieme, e ti chiediamo, Padre, che in questo momento tu ci possa illuminare, tu ci possa parlare, che il tuo messaggio possa arrivare fino ai nostri cuori. Noi, Padre, ci mettiamo qui a tua disposizione, in ascolto, e ti preghiamo, Padre, che tu possa toccare i nostri cuori con il messaggio che tu vuoi dire attraverso la tua parola. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Paolo piace sempre concludere le sue lettere con consigli pratici e questa non è l'eccezione. Qui Paolo ci spiega come comportarci davanti agli errori altrui, una cosa che prima o poi succederà nella tua vita cristiana. O, ancora meglio, è già successa nella tua vita cristiana e ancora prima che tu possa diventare cristiano. Rispetto alla legge mosaica, che è questo tema ricorrente che abbiamo percorso lungo tutta la lettera di Galati, rispetto a questa legge che chiama il giudizio, chiama la pena, chiama la condanna, chiama questo duro pugno di ferro nella nostra vita, Cristo, la legge di Cristo, ci richiama alla grazia e all'amore, al perdono, alla misericordia e tutte queste cose. La parola in greco per rialzatelo che troviamo nel primo versetto è la stessa parola utilizzata per quando si rimette a posto un osso fratturato, una slogatura o qualcosa del genere. Altri significati come possono essere rimettere nella condizione di prima, restaurare, riparare. E mi piace in particolar modo perché quando parliamo di rialzare qualcuno, mi piacerebbe che voi usciste da qua con questa immagine bene impressa nella vostra testa di un osso che deve essere riparato, qualcuno che si è rotto un osso e in questo momento serve ripararlo. Mi piace particolarmente questo concetto, questa immagine della frattura perché subito mi viene in mente l'enorme capitolo che è quello della fisiopatologia riguardo all'infiammazione, riguardo a come si guarisce una ferita, riguardo alla cascata della coagulazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, di nuovo, a me subito, personalmente, viene in mente un processo lungo, un processo laborioso, un processo complicato, un processo fatto di molti fattori, molti step. E subito l'immagine che questo non sarà un evento immediato. O perlomeno il processo non porterà risultati immediati. Non so quanti di qui stasera si sono mai rotti un osso. Quanti? Rotti un osso? L'ho detto la sera in cui non c'è nessuno che si è spaccato un osso in sala. Siamo in 2, sorella. Vabbè, io me ne sono spaccato lo stesso 3 volte, quindi dai, almeno 3 di voi sono conteggiati. Chi di voi non si è mai slogato qualcosa? Dai, slogati, slogature. Ah, buono. Per fortuna, ginocchio, menisco, legamenti vari. Boh, perlomeno sto parlando con gente che ha vissuto la mia stessa esperienza. Perciò subito è un processo che non è immediato, è un processo che non porta risultati immediati. È un processo che può essere doloroso, in particolare per chi si è rotto l'osso forse ricorda di più, ma il momento in cui si rompe un osso ci sono i muscoli intorno a che, tesi come sono, portano le 2 estremità ossee ad essere disallineate e dal momento che ti ritrovi lì in ortopedia il medico deve letteralmente prendere il tuo osso e riallineare le 2 estremità, quindi deve fare questo lavoro, tirare, molto doloroso in determinati casi, e in più è un processo che deve avvenire con la collaborazione del ricevente. A un paziente che non sta fermo, a un paziente che dice no, assolutamente no, io non potrò mai fare questa procedura per rimettergli l'osso a posto, non potrò mai mettergli un gesso sul braccio, giusto? A una persona che si è slogata ma continua, persiste, no, io voglio andare via in giro, senza stampelle, senza fasce, senza niente, sarà una persona che continuerà a tenere quella slogatura, no? Perciò un processo
che può essere anche doloroso, è un processo lungo ed è un processo per il quale serve collaborazione. È un processo per il quale serve anche una certa mansuetudine da parte della persona che sta aiutando. E voglio utilizzare appunto questa immagine del fratello, meglio del medico nel caso sanitario, perché devi saper trattare con determinate tipologie di paziente. A una persona che giustamente magari ha paura di rimettere quell'osso a posto, devi riuscire a prendere con calma, con cura, accompagnarla durante tutto il processo di guarigione. Ed è questo che ci deve venire in mente quando stiamo parlando di rialzare un fratello che ha peccato, un fratello che è stato sorpreso in colpa. Abbiamo visto settimana scorsa la mansuetudine come uno dei frutti dello Spirito e qui la ritroviamo nel momento di correzione ed è essendo miti, pazienti, controllati. Notate che sono tutti sinonimi, tutte parole che appartengono a questa sfera dei frutti dello Spirito, del frutto dello Spirito, tenendo a freno la lingua con umiltà. Sono tutte caratteristiche che serve avere, serve dimostrare nel processo di guarigione di un nostro fratello, nel processo di rialzare, restaurare, riportare a com'era prima. Questo ben ricordando che oggi siamo il medico, oggi rialziamo, oggi sorprendiamo il nostro fratello nell'errore, ma domani siamo noi, o ancora meglio, ieri siamo stati noi. Perciò è questo processo nella vita cristiana di una mano che lava l'altra, qualcuno che si prende cura di qualcun altro, perché sa cosa vuol dire, sa cosa significa cadere, sa cosa significa rialzarsi. Qualcuno che magari ha già affrontato qualcosa del genere, qualcuno che riconosce che la tentazione batte sulla porta di ciascuno di noi e che può cadere in questa cosa in futuro. Continuando col testo si parla di pesi, no? Alzare uno i pesi dell'altro. Quali sono i pesi che abbiamo? Sinceramente, un po' di tutto. In particolare, immagino che il testo voglia soprattutto sottolineare quelli che sono i pesi morali, i pesi che possono essere come i difetti di carattere che abbiamo tra di noi, perché è bello pensarci come buoni, belli, bellissimi cristiani, ma ciascuno di noi ha dei difetti nel proprio carattere. Ciascuno di noi ha momenti in cui è molto più facile tirare fuori un comportamento orgoglioso, un comportamento pieno di rabbia, un comportamento pieno di invidia, pieno di disprezzo magari verso qualcun altro, difetti di carattere, lacune nella vita religiosa, nella vita spirituale, imperfezioni nella conoscenza. Questi sono i pesi del quale la Bibbia sta parlando. In Romani capitolo 15, i primi 2 versetti, Paolo scrive: «Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione». Perciò ci sono lacune all'interno della famiglia della Chiesa, ci sono debolezze, ci sono pesi, volenti o nolenti ci sono, e la legge di Cristo ci invita a portare i pesi gli uni degli altri. Guardate quanto è bello e particolare nella nostra cultura occidentale questa idea di, nella tua vita, nei tuoi sforzi, nella tua corsa verso il tuo obiettivo, spendere del tempo per guardare il tuo vicino, poter vedere che è in difficoltà e aiutarlo a rialzarsi. È un concetto assolutamente che va contro qualsiasi logica ed è aiutando i fratelli che adempiremo alla legge di Cristo. Aiutandoli come? Di nuovo, pazienza, umiltà, mansuetudine. Possiamo aiutare intercedendo presso Dio, possiamo aiutarlo con consigli, possiamo aiutarlo con incoraggiamenti, dipende da caso a caso, ma ci sono dei pesi che possiamo aiutarci a vicenda. Ed è così che adempiremo alla legge di Cristo, questa legge dell'amore che ci ha graziati dalla legge mosaica e che ci chiama a uno standard morale ben più alto, ossia Cristo. Una delle critiche che i maestri, che i dottori giudei lanciavano verso Paolo è che se togliessimo la legge mosaica, se togliessimo tutti quei precetti, tutta quella lunga lista di fai e non fai, sarebbe sceso il caos. Arriva da una persona e dice: no, guarda, non devi seguire nessuna legge. Quella persona fa quello che vuole. Ma Paolo risottolinea durante questi ultimi capitoli: no, perché noi non è che sottostiamo una legge
perché abbiamo una pistola puntata contro, ma noi tendiamo verso Cristo, che è uno standard ancora più alto. La legge si ferma a non adulterare. La legge di Cristo dice, guarda, non devi neanche pensare all'adulterio, non devi neanche desiderare, questo, via, toglilo, che è uno standard molto, molto più alto. E Cristo è questa immagine che dobbiamo sempre avere nella nostra testa, perché Lui è il perfetto esempio della mansuetudine e dell'umiltà che dobbiamo dimostrare. Perché Cristo in primis ci ha dimostrato cosa significa vivere tutto questo e aiutare un fratello caduto, e aiutare qualcuno di bisognoso, e riparare qualcosa che si è spezzato. Ora, il principale ostacolo che abbiamo quando vogliamo rialzare, riparare, restaurare o portare i pesi di qualcun altro è l'orgoglio. Se qualcuno pensa di essere qualcosa, inteso come speciale, come superiore agli altri in fatto di spiritualità o simili, è una persona che non si abbasserà ad aiutare il fratello di fianco. È una persona che vedrà la situazione e si girerà dall'altra parte. Perché giustamente io nel mio status, io qua bello, bravo, perfetto come sono, non mi posso abbassare per aiutare quell'altro. Non mi posso abbassare, non posso umiliarmi in questo modo. L'orgoglio è il principale ostacolo, però una persona facendo così si autoinganna, e l'autoinganno è pericolosissimo. L'abbiamo trovato più volte nelle scritture, ad esempio nella lettera di Giacomo, capitolo 1, che abbiamo affrontato all'inizio di quest'anno. Abbiamo trovato più volte questa storia dell'autoinganno. Giacomo, capitolo 1, versetti 22. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Poco più avanti, versetto 26. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La sua religione è vana. Ingannare se stessi rende sostanzialmente vana la propria religione. Pesantissimo, è facile sentirsi grandi, importanti, quando mettiamo le nostre qualità in confronto con i difetti del nostro fratello, con i difetti del nostro vicino. Ma se uno non vuole illudersi, se uno vuole evitare questo autoinganno di cui stiamo parlando, deve mettere a dura prova il proprio operato, e quindi non le proprie parole, ma il proprio operato, quello che davvero fa, e confrontarlo a Cristo, confrontarlo con Cristo. Quella è la meta, quello è lo standard, quello a cui dobbiamo sempre costantemente guardare. E se fatta questa autoanalisi, se davvero una persona può arrivare davanti a Cristo e dire, bene, io sono misericordioso e può davvero farlo ed è convinta di poterlo fare, rimane questo motivo per cui vantarsi? Ok, va bene, ma lo potrà fare solo in confronto a se stesso, solo in confronto al proprio passato, solo in confronto alla propria persona. Paolo ci dà l'esempio. Paolo in diverse occasioni si vanta ad esempio in 2 Corinzi capitolo 1 versetto 12, in cui sta scritto: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo, e specialmente verso di voi, con la semplicità e la sincerità di Dio, non con la sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Questo è il nostro vanto. Paolo addirittura parla per sé e per le persone che l'hanno seguito durante il suo viaggio a Corinto. Perciò dobbiamo differenziare bene questo vanto biblico, questo vanto giusto che troviamo nella Bibbia, e quello che il mondo fa. Perché è molto facile vantarsi come lo fa il mondo. E trovo sia molto utile tornare velocemente nel capitolo 5 di Galati, quell'ultimo versetto, perché troviamo: non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Vanagloriosi, vana gloria. Una gloria che è vana. La ricerca della gloria personale, che per l'appunto è vana, che è quella gloria che noi diciamo non dobbiamo cercarla. È quella gloria che troviamo nella Bibbia come monito dicendo non cercatela. Però parlando di vanagloria,
esiste per forza di cose, logicamente parlando, una gloria che non è vana, perché sennò non ci sarebbe bisogno di definirla vana questa gloria. Perciò c'è una gloria che invece non è vana, anzi è uno dei nostri obiettivi. Una gloria che deve essere il nostro obiettivo in ogni singola cosa che noi facciamo, sia che beviamo, sia che mangiamo, sia che stiamo con i nostri amici, sia che giochiamo, sia che andiamo al lavoro. Una gloria che è il nostro obiettivo, che è la gloria di uno dei 5 sola della Riforma Protestante, il soli Deo gloria. Solo a Dio va la gloria, quella gloria, portare gloria a Dio. Ed è un concetto che dobbiamo ritornarci sempre e comunque, ed è sempre comodo ritornarci. Facendo un esempio, quella frase che utilizzo sempre. Chi vive? Chi regna? Al suo nome? Al suo nome? Un po' più convinti? Al suo nome? Questa è la gloria che dobbiamo cercare. Ed è quando ci sottomettiamo alla legge di Cristo, la legge dell'amore, la legge della misericordia, della mansuetudine, guardiamo i nostri fratelli in errore con lo stesso sguardo di Cristo, che facciamo vedere cos'è Cristo, cos'è l'amore di Cristo, e portiamo gloria al suo santo nome. Perciò, per concludere, vorrei pregare insieme a voi. Vi invito ad alzarvi in piedi e chiamo anche i fratelli della lode che ci aiuteranno a glorificare Dio attraverso le nostre voci. Ho azzeccato male i tempi, povero PH che deve tenere in braccio Elena, un po' impegnato. Se qualcuno di voi qui, sia presenti sia le persone online, vuole fare esperienza come babysitter di neonati, sappiate che, non so, dovete fare un tirocinio di ostetricia magari, ecco, sappiate che qua in chiesa, gloria a Dio, abbiamo tanti bebè, tanti neonati che hanno bisogno della vostra expertise. Ma a parte questo, preghiamo che il Signore ci possa illuminare, che il Signore ci possa accompagnare adesso nella continuazione della nostra serata, che il Signore possa lasciar sedimentare quello che abbiamo letto oggi, questi insegnamenti che l'Apostolo Paolo, scritto 2000 anni fa, sono arrivati fino a noi oggi. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo ancora per questa opportunità che abbiamo di riunirci, che è questa opportunità che abbiamo di lodarti, di celebrarti. Ti chiediamo, Padre, che tu possa guardare a noi con misericordia, ci appelliamo alla tua infinita misericordia per i nostri errori, che tu possa rimettere a Padre a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ti chiediamo, Padre, che tu ci possa accompagnare, ricordare queste parole quando troveremo il nostro fratello in errore, che tu possa insegnarci, Padre, la mansuetudine necessaria per poterlo rialzare, per poter guarire, per poter ripristinare il nostro fratello, non per il nostro vanto personale, ma solo affinché sia fatta la tua volontà, solo per la tua gloria nel tuo santo nome nell'alto dei cieli. Ti chiediamo tutto questo, Padre, non perché ce lo meritiamo, non perché in qualche modo ce lo siamo guadagnati attraverso le nostre azioni come ricompensa, ma perché riconosciamo quanto tu sei grande, quanto tu sei buono, e riconosciamo, Padre, il sacrificio nella croce di Gesù Cristo che ci ha portato la possibilità di poterti parlare in questo modo. Ti chiediamo tutto questo, Padre, chiediamo anche perdono dei nostri peccati solo attraverso il tuo Figlio che tu ci hai donato, solo nel nome di Gesù. Tutto questo, Padre. Amen. Uomo di dolore che abbraccia la sua croce, il sangue dell'agnello è il sangue di un leone, principe di pace, Dio
sceso in terra, risorto sei, la morte è morta, la morte è morta. Hai mai sentito un agnello ruggire come un leone? La voce di un oceano, Gesù il Redentore. Hai mai visto un re farsi servo, lavare il peccato dell'uomo? Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Cantiamo uomo. Uomo di dolore che abbraccia la sua croce, il sangue dell'agnello è il sangue di un leone, principe di pace, Dio sceso in terra, risorto sei, la morte è morta, la morte è morta. Hai mai sentito un agnello ruggire come un leone? La voce di un oceano, Gesù il Redentore. Hai mai visto un re farsi servo, lavare il peccato dell'uomo? Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Un ruggito viene da una tomba vuota, il grido dell'agnello all'ultima parola. Un ruggito viene da una tomba vuota, il grido dell'agnello all'ultima parola, all'ultima parola. Hai mai sentito un agnello ruggire come un leone? La voce di un oceano, Gesù il Redentore. Hai mai visto un re farsi servo, lavare il peccato dell'uomo? Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Hai mai sentito un agnello ruggire come un leone? La voce di un oceano, Gesù il Redentore. Hai mai visto un re farsi servo, lavare il peccato dell'uomo? Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Signore, ti ringraziamo per questa predica, Padre, ti ringraziamo perché tu sei qui, ti ringraziamo per il gesto che tu hai fatto nella croce, Padre, ti ringraziamo perché tu sei grande, ti ringraziamo per il tuo amore, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Chi vive? Chi regna? Si sente più la chitarra che le voci. Chi vive? Cristo. Chi regna? Al suo nome e al suo popolo? Vittoria. Mi raccomando, carichi e preparati.
ok? Abbiamo avuto la nostra giornata, il nostro pomeriggio al lago, settimana scorsa, domenica scorsa. Un grazie speciale a tutti quelli che hanno partecipato, a tutti quelli che erano lì presenti. Purtroppo il maltempo ci ha un po' colta alla sprovvista, però è stato bello per quelle ore che abbiamo potuto passare insieme, effettivamente godercela insieme. Questo è passato, non credo ci siano avvisi importanti. Settembre, abbiamo il 6 settembre, domenica. Qualcuno faccia un fact checking veloce, qualcuno faccia un... 6 settembre, domenica, mi raccomando, non mancate, avremo i nostri battesimi, ok? Perciò questa bellissima occasione che abbiamo modo di partecipare insieme una volta all'anno. Come sempre ci ritroveremo a Covolo di Pederoba, ok? Per chi non sa dov'è, tranquilli, potete chiedere in giro, vi passeremo la posizione, vi passeremo tutto. L'idea è venire qua in chiesa la mattina, 10:30, culto qui alla sede di Treviso, per poi tutti insieme poter andare lì al lago, fare i nostri battesimi, bellissimo momento, festeggiare questi nuovi fratelli che entrano in famiglia e poi mangiare tutti quanti insieme, poi lì ovviamente passare il pomeriggio, tutto, tutto. Abbiamo... Sì, mi sto dimenticando di qualcos'altro. Abbiamo un incontro degli uomini ad ottobre. Abbiamo in qualche momento storico anniversario dell'Aga Move. Non vi so promettere quando. Ok, sarà un sabato di sicuro. Rimanete pronti alla fine di settembre. 26. Ok, 26 settembre. Sono sicuro che Lucas farà una locandina bella carina, ma nel frattempo fidatevi della mia parola. E infine la nostra bellissima tradizione per la quale ha preso una leggerissima pausa estiva, i nostri compleanni, perciò abbiamo qui stasera con noi tutti quelli che hanno festeggiato a luglio, tutti quelli che hanno festeggiato a giugno, molto bene, oggi è la vostra giornata. A te che sei rimasta a casa, spiase, ti perdi il momento, ti perdi la torta, ti perdi il tanti auguri, le candeline e tutto. Abbiamo, non so, tavolino, mi raccomando, con la schiena. Adesso che è padre deve prendersi cura, eh? Cosa credi? Accendiamo le nostre candeline e i nostri festeggiati dove sono? No, certo che vale la pena. Sei venuto, te la godi. Così che funziona. E gli altri hanno deciso di fare i fenomeni, quindi adesso te lo becchi te. No, no, oh, bisogna far festa. È giugno, luglio. Giugno, luglio e giugno. Non puoi neanche lamentarti perché non c'è il coso linguistico. Alessia si è nascosta sia lasciato a verbale in live che quella Alessia, si è nascosta durante il momento in cui le dovevamo cantare auguri. No, beh, se è qua fuori disponibile la prendiamo e cantiamo, se no spiase ve lo beccate solo voi. Ah, è proprio andata via via. Abbandonato. Va bene, Alessia, questo è anche per te, ok? Una foto di Alessia. Non ho il telefono a portata di mano. Ok, abbiamo una foto di Alessia, signori. Mi raccomando, una foto così. Io sono sempre qua. Così che è bello. Le persone a casa non sanno quanto è divertente. Io spero che tu non abbia quello strano filtro dell'iPhone che se tipo io giro così non si vede, vero? Ah, lo vuoi tenere te? Ok, abbiamo uno dei face. Cambiamo la foto perché questa non è fotogenica. Ok. Un'altra foto di Alessia, sempre la solita Alessia. Ok. Cosa fai? Le guardi le notifiche? Cioè, non ho capito. Ma perché stai abbassando la luminosità? Va bene così. Fenomenali.
il team delle foto e dei video ci permette di cantare. Ah, ok, grazie. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a tanti auguri a te. E un forte applauso per i nostri festeggiati e quelli che purtroppo non potevano essere qui con noi. No, sguardo verso la telecamera, la stretta di mano, foto per i giornali. Velocissimi. Soffiare le candeline magari, con calma. Il video in slow motion. Ragazzi, quando volete quelle candeline, quando volete potete soffiare quelle candeline. Quando volete. Mamma mia. A guardarvi vengono dubbi sulle vostre capacità polmonari, ma per il resto va benissimo. Vi teniamo qua per... sì, giusto? No, se non vuoi benedizioni, prego, puoi andare. Non so. Io non ho fatto compleanno questi 2 mesi, ok? Ma va bene, sono qua. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per la vita di tutti i nostri fratelli che hanno avuto questa bellissima occasione di poter festeggiare il proprio compleanno durante questi ultimi 2 mesi. Ti chiediamo, Padre, che tu possa continuare ad accompagnarli, come sappiamo che tu li accompagni sempre, che tu possa continuare a benedirli lungo tutti gli anni della loro vita, i speriamo numerosi anni della loro vita. Ti chiediamo, Padre, che tu possa sempre stare con noi anche in questo momento di gioia e di festa. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Prego, Signore. Dio vi benedica. Le persone che sono a casa, arrivederci, buona serata.